10° incontro, ultimo, della serie Da dove veniamo, dove stiamo andando. Oggi, come nel penultimo, si parla di arti, questa volta è il teatro e la musica. Il teatro, presentato da Lucilla Piacentini, regista teatrale della Compagnia del Go a Venezia, e poi la musica sarà presentata da Nicola Cisternino, compositore, artista, direttore di Sonopolis e dell'orchestra giovanile Palomar Ensemble e tante altre cose. Teatro. Da dove veniamo, dove stiamo andando. Parlare oggi di teatro significa in fondo parlare di un sopravvissuto. Dal secondo dopoguerra in poi il teatro è stato dichiarato finito infinite volte. Lo si è detto travolto dal cinema, marginalizzato dalla televisione, elitario nell'epoca della cultura di massa, superfluo nell'era di internet, quasi archeologico oggi, nel tempo delle intelligenze artificiali e delle smaterializzazioni delle relazioni. Ogni generazione ha pronunciato con sfumatura diverse la stessa sentenza. Il teatro non serve più. Eppure il teatro è ancora qui. Più fragile certamente, più povero di mezzi, meno centrale del mercato dell'attenzione, ma ancora qui. E questa persistenza non è un dettaglio nostalgico, è una domanda filosofica. Perché quando una forma continua a sopravvivere a tutte le previsioni della propria inutilità, significa che custodisce qualcosa che va oltre la funzione spettacolare. Significa che il teatro non coincide soltanto con un'arte, coincide con un bisogno, con la necessità antica, profondamente umana, di radunarsi davanti a un accadimento vivo per verificare in quel frammento di presenza qualcosa della nostra stessa esistenza. Noi andiamo a teatro soltanto per vedere una rappresentazione, non andiamo solo per quello. Noi andiamo a teatro per vedere se è ancora possibile nel mondo contemporaneo condividere un tempo non consumato, un silenzio non digitale, una presenza non filtrata. Ed è per questo che interrogare il teatro dal 1950 a oggi significa interrogare non soltanto l'evoluzione di un linguaggio artistico, ma la trasformazione stessa della nostra idea di essere umani. Dal 1950 a oggi il teatro ha attraversato la catastrofe del senso, la ribellione delle avanguardie, la centralità del corpo, la mutazione delle immagini, la concorrenza dei media, la pandemia della distanza, la sfida della virtualizzazione integrale. La domanda che ci accompagnerà questa sera è semplice, solo in apparenza. Da dove veniamo e dove stiamo andando? Ma dentro questa domanda si nasconde un'altra, più radicale. Che cosa continua a chiedere il teatro a noi? E che cosa continuiamo a chiedere noi al teatro? Il 1950 non è una data qualsiasi, è una soglia. L'Europa esce dalla seconda guerra mondiale devastata, ma devastata non solo materialmente, ma simbolicamente. Dopo Auschwitz e Hiroshima entra in crisi la fiducia stessa nella rappresentabilità dell'umano. Come raccontare ancora l'uomo come creatura coerente, razionale, progressiva, quando la civiltà ha mostrato di poter produrre il disumano in forma industriale. Il teatro avverte questa frattura con particolare violenza, perché il teatro vive della parola, della relazione, della costruzione di senso in tempo reale, e improvvisamente il senso non è più garantito. La vecchia drammaturgia psicologica, lineare, ben fatta, appare inadeguata, troppo ordinata, troppo spiegabile, troppo composta rispetto al caos che il Novecento ha spalancato. La scena comprende che non può più limitarsi a raccontare storie, deve esporre una ferita. E la prima grande conseguenza di questa consapevolezza è la crisi del linguaggio.
non so più che so. Ecco. Con Beckett e Ionesco il teatro scopre che il dramma non è più nell'azione, ma nell'impossibilità dell'azione. La parola gira vuoto, l'attesa non approda, il gesto si ripete, il senso ritarda e non arriva. Inaspettando Godot, due uomini aspettano qualcuno che non arriva mai. Sembra pochissimo. Ed è invece l'abisso del secondo Novecento, perché dentro quella sospensione c'è la coscienza di un'umanità che non possiede più garanzie trascendenti, politiche, linguistiche. Il teatro non mette più in scena ciò che accade, mette in scena ciò che manca. Allora, andiamo? Andiamo. Non si muovono. 3 battute. E dentro 3 battute c'è l'intera paralisi dell'uomo contemporaneo. Il desiderio del movimento, la dichiarazione del movimento, l'impossibilità del movimento. Il dopoguerra teatrale nasce in questa immobilità piena di coscienza, ma dalla crisi della parola nasce anche una seconda reazione. Se il testo non basta più, bisogna ripensare tutto. Nasce così il nuovo teatro. La domanda non è più come interpretare bene un'opera. La domanda diventa che cosa rende teatrale l'incontro tra attore e spettatore. È una differenza enorme, perché sposta il baricentro dalla letteratura all'evento. Con Grotowski la scena viene spogliata di tutto il superfluo. Resta il corpo dell'attore, resta lo spettatore, resta uno spazio di rischio. Grotowski comprende che il teatro, per sopravvivere alla concorrenza dei mezzi spettacolari, non deve evitarli, deve andare nella direzione opposta. Farsi povero per diventare essenziale. Un attore vivo, uno spettatore vivo, nulla di decorativo. Guardando queste immagini capiamo una cosa decisiva. Qui il teatro non rappresenta soltanto un personaggio, mette il corpo in stato di verità. Quasi contemporaneamente, invece, in altre parti del mondo, un'altra linea di ricerca rompe un secondo tabù. Il tabù della distanza rassicurante tra scena e platea. Con il Living Theater di Judith Malina e Julian Beck, spero di aver detto giusto, lo spettacolo invade il pubblico. Il pubblico viene coinvolto, la rappresentazione si politizza, non si tratta più soltanto di assistere, si tratta di essere implicati. Il palcoscenico non vuole più mostrare il mondo, vuole incrinarlo. Questo è un passaggio essenziale da capire. Per secoli il teatro aveva detto allo spettatore: siediti, guarda, comprendi. Ora il teatro gli dice: non sei fuori, sei dentro. E quando lo spettatore smette di essere fuori, il teatro smette di essere intrattenimento colto e torna a essere esperienza di coinvolgimento. Anche l'Italia vive questa frattura con una violenza sorprendente. Con Carmelo Bene, con Leo Bernardinis, con Carlo Quartucci, con Giuliano Scappia, la scena italiana smette di essere il luogo della rispettosa messa in scena e diventa il luogo della profanazione linguistica. Carmelo Bene non interpreta il testo, lo assedia, lo lacera, lo porta al collasso sonoro. La parola non serve più a spiegare, serve a detonare. È come se il teatro dicesse: io non vi offrirò più una casa ordinata di significati, vi offrirò un sisma. Il teatro è ciò che si sottrae alla rappresentazione. Qui c'è tutta l'eresia di Carmelo Bene.
non dare al pubblico ciò che si aspetta, togliergli il terreno. Arriviamo agli anni 70 e accade poi un fatto simbolicamente decisivo. Il nuovo teatro si sposta nei margini, nelle cantine, negli scantinati, negli spazi improvvisati, nei laboratori. Li abbiamo chiamati teatri di cantina. Ma il dato interessante non è topografico, è etico. Il teatro comprende che per reinventarsi deve uscire dal luogo del consenso, deve rinunciare alla comodità del centro, deve diventare frontiera. Questo è molto importante anche per noi oggi, perché ci ricorda che le forme vive nascono quasi sempre fuori dal comfort istituzionale. Il teatro del secondo Novecento accetta di essere povero, intermittente, scomodo, talvolta respinto, pur di restare ricerca. E forse questa è la sua lezione morale più forte. Meglio l'inquietudine della ricerca che la rispettabilità dell'inerzia. Ma se il testo è stato messo in crisi, se la scelta è stata spogliata, se il pubblico è stato coinvolto, che cosa resta ormai come centro irriducibile dell'evento teatrale? Resta una materia che non può mentire fino in fondo. Che cos'è? Il corpo. Il corpo. E qui entriamo nella seconda grande mutazione del teatro contemporaneo. L'attore smette di essere un interprete, diventa un territorio di attraversamento. Per secoli l'attore occidentale era stata chiesta soprattutto padronanza, bella dizione, precisione del gesto, controllo dell'emozione. Ora il teatro gli chiede altro, gli chiede esposizione, gli chiede vulnerabilità, gli chiede di mettere in combustione il proprio limite fisico, vocale, nervoso. La domanda non è più chi rappresenti, la domanda diventa quanto di te sei disposto a rischiare. Questo è il passaggio dall'attore interprete all'attore testimone. Pensiamo a Grotowski, pensiamo a Eugenio Barba, pensiamo a tutta quella linea di treni in cui il corpo viene disciplinato non per diventare elegante, ma per diventare necessario. Il teatro comprende una cosa severa. Se non può competere con il cinema sul piano dell'immagine, se non può competere con la televisione sul piano della diffusione, allora deve offrire ciò che nessun altro medium possiede: la realtà di un corpo esposto in tempo reale. Qui non assistiamo a una storia, assistiamo a una evocazione. Il teatro si comporta come una seduta spiritica della memoria europea. Corpi usurati, oggetti logori, infanzia e morte nello stesso quadro. Lo spettatore non guarda una vicenda, guarda il tempo che si deposita sui corpi e capisce che la scena sta facendo qualcosa di antichissimo. Sta rendendo visibile l'invisibile deteriorarsi dell'esistenza. Dentro questa traiettoria il ruolo di Venezia non è secondario. La Biennale Teatro del secondo dopoguerra diventa progressivamente uno dei luoghi in cui l'Italia entra in contatto diretto con la sperimentazione internazionale. Qui arrivano maestri, poetiche, scandali, rivoluzioni dello sguardo. Ed è bene ricordarlo qui a Venezia, perché significa che il nostro territorio non è solo stato custode di tradizione, è stato una porta attraverso cui il teatro mondiale è transitato, lasciando inquietudini, metodi, possibilità. In fondo Venezia, città anfibia, instabile, sospesa tra maschera e verità, sembra quasi offrire al secondo Novecento la metafora perfetta della scena contemporanea. Una scena che non poggia più su fondamenta tranquille, ma su equilibri mobili.
Tra il 1970 e il 1990 il teatro compie dunque un passaggio irreversibile, dalla crisi del linguaggio alla centralità del corpo, dalla rappresentazione al rito, dall'attore interprete all'attore testimone, dallo spettatore osservatore allo spettatore implicato. E questo passaggio prepara il terreno a ciò che accadrà dopo, perché una volta distrutti i confini tradizionali, il teatro non avrà più paura di contaminarsi con le altre visive, con la danza, con la luce, con la costruzione di immagini mentali. La scena entrerà nell'epoca della metamorfosi percettiva. A questo punto il teatro ha compiuto 2 rivoluzioni. Ha messo in crisi il linguaggio e ha rimesso il corpo al centro. Ma dagli anni 90 in avanti avviene una terza trasformazione, più sottile e forse ancora più irreversibile. Il teatro smette di pensarsi principalmente come luogo della narrazione e comincia a pensarsi come macchina percettiva. Questo significa una cosa molto semplice e molto radicale. La scena non ti dice più necessariamente che cosa pensare, ti mette dentro una costellazione di segni, ti mette immagini, suoni, rallentamenti, apparizioni, vuoti, corpi iconici. E sei tu, spettatore, a dover attraversare quella costellazione. Non c'è più il comfort del racconto, c'è l'esperienza della visione. Il teatro non vuole più soltanto significare, vuole incidere percettivamente. Se il teatro del dopoguerra ci mostrava il vuoto della parola, il teatro tra il 90 e il 2000 ci mostra l'eccesso dell'immagine. Le scene si popolano di installazioni luminose, superfici sonore, oggetti perturbanti, corpi esposti come icone. L'azione non è più lineare, accade per apparizioni, per collisioni, per sospensioni. Lo spettatore non segue semplicemente, riceve. E ricevendo è costretto a produrre un proprio itinerario interno. Questo è il momento in cui il teatro diventa pienamente post-drammatico, non più organizzato intorno alla supremazia del dramma scritto, ma intorno a una pluralità di codici simultanei. La scena diventa una mente esterna, la mente invisibile. In Italia questa mutazione trova una delle sue forme più alte nel lavoro di Romeo Castellucci. Castellucci non costruisce spettacoli nel senso tradizionale, costruisce apparizioni, quadri in movimento, traumi iconici, urti percettivi. Nel suo teatro l'immagine non accompagna il testo, lo sostituisce, lo precede, talvolta lo annienta. Un animale vero che attraversa la scena, un volto smisurato, un bambino immobile, una massa di luce e carne. Non sono semplici simboli, sono colpi inferti al sistema nervoso dello spettatore. Castellucci non vuole che tu capisca subito, vuole che tu sia colpito in una zona prelogica, come se il teatro cercasse di raggiungere non la tua opinione, ma il tuo inconscio percettivo. Di fronte a immagini come queste, ci rendiamo conto che il teatro non sta più raccontando un fatto, sta producendo una condizione di allarme percettivo. Lo spettatore non assiste, viene investito. Questo è un punto che dobbiamo capire bene. Nel teatro novecentesco tradizionale, il pubblico era in fondo il destinatario finale di un messaggio costruito altrove. Nel teatro contemporaneo, avanzato, il pubblico diventa un organo interno dell'opera. Senza il suo lavoro percettivo, lo spettacolo non si compie. Non perché debba necessariamente interagire, ma perché deve mettere in funzione la memoria,
l'intuizione, il disagio, l'associazione, la pazienza. Il teatro contemporaneo chiede allo spettatore una qualità che la società digitale sta erodendo sempre di più: la capacità di restare dentro ciò che non è immediatamente consumabile. Questo è enorme, perché significa che il teatro si pone quasi in antagonismo con il ritmo del mondo. Mentre tutto fuori accelera, semplifica, spiega, il teatro rallenta, opatizza, complica, chiede durata, chiede densità, chiede disponibilità all'enigma. In altre parole, il teatro contemporaneo educa ancora alla difficoltà della presenza, e questa è già una funzione politica. Negli stessi anni il teatro assorbe tutto ciò che incontra. Assorbe videoarte, musica elettronica, danza contemporanea, arti plastiche, architetture dello spazio, installazione. Non è più un genere puro, è una zona di frontiera. Molte volte ci troviamo davanti a lavori che non sappiamo più definire con precisione. Sono teatro, performance, concerto visivo, installazione vivente. La risposta più onesta è: sono il segno che il teatro ha smesso di difendere i propri confini. E quando un'arte smette di difendere i confini, può fare due cose: dissolversi o rigenerarsi. Il teatro in questa fase sceglie la rigenerazione. Perde identità rigida, guadagna capacità di assorbimento. Corpo, luce, installazione. Ormai la drammaturgia non è più solo nel testo, è nella costruzione dell'immaginario. E ancora una volta Venezia torna a essere uno snodo simbolico. Tra gli anni 90 e il nuovo secolo, la Biennale Teatro diventa sempre più un osservatorio internazionale delle poetiche ibride e del teatro di visione. Per noi questo è un dato prezioso, perché significa che non siamo stati periferia di questa mutazione. Noi siamo stati spettatori privilegiati. Abbiamo avuto a portata di sguardo uno dei laboratori mondiali della metamorfosi scenica. E forse Venezia, con il suo essere città di riflessi, di stabilità luminose, di superfici che non trattengono mai una forma definitiva, è il luogo quasi perfetto per comprendere il teatro dell'immagine. Un teatro dove nulla è mai del tutto solido e tutto appare per riverbero. Tra il 1990 e il 2010 il teatro entra dunque in una nuova età. Non più semplicemente drammatica, non più semplicemente performativa, ma percettiva. La scena diventa un campo di visioni. L'attore diventa figura dentro una composizione sensoriale. Lo spettatore diventa coproduttore di significato. E mentre il mondo esterno si avvia verso l'accelerazione digitale, il teatro prepara inconsapevolmente il proprio confronto più difficile, quello con la smaterializzazione dell'esperienza. Perché presto arriverà un tempo in cui tutto sembrerà poter essere vissuto attraverso uno schermo. Ed è lì che la scena dovrà chiedersi: che cosa resta di noi quando la presenza non è più ovvia? A questo punto dobbiamo compiere un salto ulteriore, perché tutto ciò che il teatro aveva elaborato nel secondo Novecento, la centralità del corpo, l'evento, la visione, la partecipazione percettiva, entra improvvisamente in attrito, con una trasformazione che non riguarda più solo l'arte, ma l'intera civiltà.
la progressiva smaterializzazione dell'esperienza. Negli ultimi 15 anni abbiamo assistito a qualcosa di radicale. La nostra vita si è trasferita pezzo dopo pezzo dentro interfacce. Conversiamo attraverso schermi, lavoriamo attraverso schermi, studiamo attraverso schermi, archiviamo la memoria attraverso schermi, viviamo una parte crescente delle relazioni attraverso schermi. La presenza fisica, però, non è scomparsa, ha cessato di essere il luogo esclusivo della relazione. Ed è in questo contesto che il teatro si trova davanti alla domanda più dura della sua storia recente. Che senso ha continuare a convocare corpi vivi nello stesso spazio, quando il mondo intero sembra dirci che la mediazione basta? È una domanda crudele. È una domanda che il teatro non ha potuto evitare. Per alcuni anni si è pensato che l'ibridazione tecnologica potesse costituire semplicemente un allargamento degli strumenti. Video in scena, mapping, sensori, realtà aumentata, ambienti multimediali, tutto questo è stato importante. Ma c'è una differenza essenziale tra usare la tecnologia e lasciarsi definire da essa. Il teatro, finché usa la tecnologia come estensione del proprio pensiero, resta teatro. Diventa altro quando immagina che la tecnologia possa sostituire la necessità della compresenza. E questa illusione è esplosa drammaticamente quando? Durante la pandemia. Nel 2020, per la prima volta su scala planetaria, il teatro è stato costretto a vivere senza il suo presupposto originario, il raduno. Sale chiuse, festival sospesi, compagnie ferme, palcoscenici vuoti. Per un momento è sembrato che il teatro potesse migrare online. Sono nati streaming di spettacoli, letture in remoto, esperimenti su piattaforme, tutto comprensibile, tutto generoso. Ma accade una cosa rivelatrice. Capimmo quasi subito che ciò che stavamo trasmettendo non era il teatro, era il suo documento, la sua eco, il suo surrogato necessario. Mancava qualcosa di decisivo, quella densità invisibile che si crea quando molte persone condividono lo stesso rischio temporale. Perché a teatro noi non condividiamo soltanto una visione, condividiamo il tempo dell'attesa, l'imbarazzo di un silenzio, il minimo incidente, il tremore di una voce che poi nasce davvero, il respiro collettivo. Lo streaming può mostrare l'immagine dello spettacolo, ma non può produrre quella corrente. La pandemia non ha dimostrato che il teatro è sostituibile, ha dimostrato il contrario, che il teatro comincia esattamente dove la riproduzione smette di bastare. Quelle platee vuote ci hanno insegnato una verità che davamo per scontata. Il teatro non è l'edificio, non è nemmeno il testo, è l'assembramento fragile di presenze vulnerabili. E oggi, usciti dalla pandemia, siamo entrati in una soglia ulteriore, la soglia dell'intelligenza artificiale. Testi generati, voci sintetiche, volti simulati, attori digitali, pseudo presenza. Per la prima volta la nostra civiltà non produce soltanto immagini, produce doppi convincenti, produce l'impressione che l'umano sia replicabile. Ora, questo non deve diventare un discorso tecnofobico, no.
teatro non deve chiudersi in una nostalgia sterile, può dialogare con questi strumenti, ma deve sapere una cosa: per la simulazione si perfeziona, più cresce il valore delle ripetizioni. Più la simulazione si perfeziona, più cresce il valore degli irripetibili, perché ciò che rende un evento teatrale necessario non è la perfezione, è il margine di fallimento. Una voce che si spezza, un attore che inciampa, un silenzio troppo lungo, un imprevisto che costringe tutti a essere davvero lì. L'intelligenza artificiale lavora per eliminare l'attrito, il teatro vive di attrito. L'intelligenza artificiale tende alla prestazione ottimizzata, il teatro custodisce l'accadimento non ottimizzato. L'intelligenza artificiale genera simulazioni potenzialmente infinite. Il teatro genera un solo qui e ora. Ed è questa differenza che oggi gli restituisce una nuova urgenza. C'è poi un altro aspetto, meno appariscente, ma forse ancora più grave. Il mondo contemporaneo produce una continua dispersione attentiva. Viviamo saltando da una finestra all'altra, da una notifica all'altra, da un frammento all'altro. La concentrazione lunga è diventata quasi un atto di resistenza. E il teatro, che chiede durata, ascolto, sospensione, densità temporale, si trova in posizione controcorrente. Molti pensano che questo lo penalizza. No. Io credo che questo lo definisca. Il teatro è uno dei pochissimi luoghi in cui ci viene ancora chiesto di non fuggire, di restare, di attraversare minuti che non scorrono alla velocità di un film, di sopportare il vuoto senza immediato intrattenimento. In un'epoca di stimoli incessanti, il teatro reintroduce una pedagogia della permanenza. E questa è una funzione quasi civile. Posso prendere qualsiasi spazio vuoto e chiamarlo palcoscenico. Oggi questa frase acquista un senso nuovo. Non perché basti uno spazio vuoto, ma perché serve ancora qualcuno disposto ad abitarlo con un'attenzione non distante. Lo spazio vuoto è facile, la presenza piena è difficile. Tra il 2010 e il 2026 il teatro ha dunque attraversato la sua prova più spietata, la concorrenza di un mondo che promette relazioni senza coppie. Eppure proprio questa pressione ha reso più visibile la sua specificità. Perché oggi possiamo dirlo con maggiore nettezza di prima: il teatro non è il luogo in cui si vede qualcosa, è il luogo in cui si è costretti a esserci. Ed esserci nel nostro tempo è diventata una delle esperienze più rare. Da questa consapevolezza nasce la domanda finale. Se il presente ci ha mostrato quanto sia fragile la presenza, dove può andare il teatro da qui in avanti? Che cosa sarà dunque del teatro? È una domanda che sentiamo spesso formulare con un misto di preoccupazione e sentimentalismo, come se il teatro fosse una specie protetta da salvare. Ma io credo che la domanda vada formulata diversamente. Non riuscirà il teatro a sopravvivere? Ma di quale teatro avremo bisogno per sopravvivere noi? Perché se c'è una lezione che secondo il Novecento ci consegna, è questa. Il teatro non sopravvive conservandosi, sopravvive mutando. Ogni volta che ha cercato di imitare forme già esauste, è diventato un museo. Ogni volta che ha accettato il rischio dell'attraversamento, è tornato vivo. Dunque, il futuro del teatro non dipende dalla sua capacità di difendere il passato. Dipende dalla sua capacità di produrre presenza significativa in un mondo sempre più disincarnato. Questa è la sua sfida e forse anche la sua occasione. Una parte della scena si muoverà inevitabilmente verso forme sempre più immersive, ambienti attraversabili
dispositivo in cui lo spettatore non siede semplicemente davanti, ma entra dentro. Questo non va letto come una moda, è la risposta a un bisogno contemporaneo. Non guardare da fuori, ma essere situati dentro un'esperienza. Lo spettatore del XXI secolo, assuefatto a milioni di immagini passive, cerca sempre più spesso un coinvolgimento spaziale e sensoriale. Il teatro può offrirglielo, ma dovrà stare attento a non trasformarsi in puro intrattenimento immersivo, perché l'immersione da sola non basta. Serve profondità, serve pensiero, serve ferita. Il teatro dialogherà inevitabilmente anche con l'intelligenza artificiale, ambienti attivi, avatar, realtà aumentata. Sarebbe ingenuo immaginare una scena a cui usano un rifiuto purista. La storia del teatro è sempre stata storia di contaminazioni, ma c'è una linea di confine che non dovrà essere smarrita. La tecnologia dovrà essere strumento di intensificazione della presenza, non sua sostituzione. Se servirà a rendere più acuto il rapporto tra vivo e artificiale, sarà preziosa. Se servirà a eliminare il vivo, avremo costruito non teatro, ma simulazione scenica. E la simulazione, per quanto sofisticata, non produce comunità, produce consumo. Il teatro invece continua a produrre una comunità temporanea di coscienza esposta allo stesso accadimento. È una differenza decisiva. Credo però che il futuro più interessante non si giochi soltanto sul piano tecnologico, si giocherà anche sul piano civile, perché più la società si frammenta, più cresce il bisogno di luoghi dove la comunità non sia un algoritmo di somiglianze, ma una convivenza di differenze presenti. Il teatro può tornare a essere questo. Dove? Nelle scuole, nelle periferie, nei luoghi di cura, nelle città disgregate, nei territori dove la parola pubblica è impoverita, non come semplice animazione culturale, come presidio di complessità umana, perché il teatro costringe ancora a un gesto che il mondo contemporaneo evita: stare nello stesso spazio con l'alterità. Ascoltare senza Skype, guardare senza filtro, sopportare il tempo dell'altro. In una civiltà che personalizza tutto, il teatro introduce il non personalizzabile, la convivenza, e questa è una funzione politica potentissima. Ma il punto più profondo è un altro. Forse il teatro del futuro non sarà centrale, perché più spettacolare. Sarà centrale perché più essenziale, perché mentre tutto intorno a noi lavora per accelerare, sintetizzare, prevedere, ottimizzare, il teatro continuerà a fare il contrario, rallentare, complicare, esporre all'imprevisto, costringere all'attenzione. In questo senso il teatro potrebbe diventare una delle ultime scuole di presenza del nostro tempo, una scuola laica e fragile, ma necessaria. A teatro si impara ancora che non tutto è immediatamente disponibile, che non tutto è modificabile con un clic, che alcune cose esistono solo se siamo lì a sostenerle con il nostro ascolto. Un silenzio condiviso, un gesto che tarda, una voce che lotta con il fiato, un attore che rischia il vuoto. Sono esperienze minime, eppure contengono una verità enorme. L'umano non è una prestazione perfetta, è una vulnerabilità condivisa. Il teatro custodisce questa vulnerabilità e custodirla nei decenni che vengono significherà custodire una parte non negoziabile della nostra civiltà. Se guardiamo il lungo arco che dal 1950 ci conduce fin qui, vediamo una forma che ha attraversato quasi tutto ciò che poteva mettere in crisi. Ha attraversato la rovina del linguaggio, la ribellione dell'avanguardia, la centralità estrema del corpo, la mutazione dell'immagine, la concorrenza dei media, la chiusura pandemica e la nascita dell'intelligenza artificiale. Ogni volta che è sembrato il teatro dovesse arretrare
e ogni volta il teatro ha perso qualcosa. Ha perso centralità economica, ha perso semplicità di codici, ha perso pubblico discriminato, ha perso l'assicurazione, ma proprio perdendo ha trovato il suo nocciolo. Ha scoperto che la sua forza non stava nell'essere il medium dominante, stava nell'essere il medium irriducibile, perché ci sono molte cose che il cinema può fare meglio, molte cose che il digitale può fare più velocemente, molte cose che l'intelligenza artificiale potrà simulare con impressionante efficienza, ma c'è una cosa che nessuna macchina può garantire al posto nostro: il tremore reale di una presenza condivisa, un essere umano che si esposa davanti agli altri esseri umani, un tempo che accade una volta sola, un silenzio che nessuno può mettere in pausa, un errore che diventa verità, un respiro collettivo che in qualche istante ci ricorda che siamo qui, insieme, non altrove. Ed è forse questa la ragione per cui, nonostante tutto, continuiamo a tornare a teatro. Non per nostalgia, non per abitudine culturale, ma per verificare se esiste ancora, dentro il rumore del mondo, uno spazio in cui l'umano non sia ridotto a funzione, finché ci sarà un corpo disposto a esporsi, finché ci sarà uno sguardo disposto a sostenerlo, finché avremo bisogno non solo di vedere, ma di condividere il vedere, il teatro non apparterà al passato, apparterà al necessario. Grazie. Questo si chiama Lectio Magistralis.